Il seminatore va e porta sulla famiglia, ma a scuola per la figlia un problema nasce già. Parla italiano, sembra dialetto, questa bimba ritardata in classe differenziata finirà. Che strano, al paese era la più intelligente di tutte, alla scuola rurale poi la più brava. Qui è diventata differenziata, sottosviluppata. E pazienza, si vede che i maestri sono più bravi, però la trattano bene. La maestra le permette di leggere, di scrivere, di muoversi dal banco. Sì, perché mi hanno detto che in un'altra scuola i bambini non li fanno neanche muovere. Come fanno? Li legano alla sedia. Il seminatore va, diventa uomo d'azione. Domani contestazione, in piazza ci sarà. Semina idee, cita proverbi, col suo gesto da conquista fa il vento all'attivista nei cortei. In queste città tutte uguali, pure le case sono tutte uguali, e così pure le persone. La cosa che a me fa male di più è che qui non mi riconosce mai nessuno. Al paese mi salutavano tutti, anche se io mi arrabbiavo perché mi chiamavano Centepezzi, un soprannome che proprio non mi piaceva. Qui come mi chiamano? Ma non mi chiamano proprio, mi chiamano Uè te! Il seminatore dà alle cose il giusto valore e un'ansia gli gonfia il cuore, restare qui perché vita dei campi, voglio tornare. Il lavoro è un po' più duro, ma l'ossigeno è sicuro, niente smog. Il seminatore va adesso al paese felice, se chi lo saluta gli dice Uè, Centepezzi, come va?